Buonasera, bentrovati col notiziario di prealpina.it. Varese in lutto per la scomparsa di Angelo Monti, protagonista da sempre della vita politica e culturale cittadina. È stato dirigente della Camera di Commercio e per 13 giorni sindaco di Varese dopo il terremoto di Tangentopoli. Era anche l'anima dei Monelli, suo il discorso che ha sempre preceduto l'accensione del falò della Motta. Monti aveva 91 anni, il cordoglio espresso dal sindaco Davide Galimberti. Varese perde uno dei suoi cittadini più illustri. Domani sul giornale un ampio approfondimento su Angelo Monti e su cosa ha rappresentato per la città. E sempre oggi un altro grave lutto: Andrea Campoleoni, 48 anni, comandante della Polizia Locale di Cuveglio e commissario della Polizia Locale del Monte Orsa, è morto a causa di un infarto. Grande cordoglio in Valcuvia e Valceresio. Tragedia sfiorata questo pomeriggio a Casciago, dove è precipitato un aliante. Il pilota è riuscito a mettersi in salvo lanciandosi col paracadute. L'aliante è caduto in via Matteotti nella zona della chiesa. Sul posto i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. E ora torniamo a Varese, dove questa mattina è stata inaugurata la Fondazione Molina, la Casa del Sollievo. Vediamo il servizio di Barbara Zanetti con le immagini di Angelo Puricelli. Il motivo nasce con Varese con te, perché sin dall'inizio, nei primi anni 90, l'idea di poter realizzare un luogo come questo era nei nostri programmi. Abbiamo lavorato per più di 30 anni assistendo a domicilio gratuitamente i malati, e quindi quando abbiamo intravisto la possibilità di poter realizzare quello che viene oggi inaugurato qui alla Fondazione Molina, abbiamo pensato che fosse veramente non la conclusione, ma un punto d'arrivo importante per la nostra attività. Non ci fermeremo, continueremo ad andare avanti a fare quello che abbiamo fatto, cercare di fare meglio e sostenere sempre questa iniziativa, ma quello di oggi è veramente il segnale che è stato costruito qualcosa di buono in questi 30 anni. Ci troviamo alla Fondazione Molina in Viale Borri a Varese, la casa di riposo, si diceva un tempo, di tutti i varesini, con il presidente Carlo Maria Castelletti per l'inaugurazione di che cosa? Una casa del sollievo, di un nucleo dedicato al fine vita, ai malati inguaribili, al diritto a non soffrire, al morire senza dolore, con un'assistenza psicologica, oltre che medica, per il malato terminale, per il parente, per il personale che va in burnout, un'offerta che noi estendiamo anche al territorio e non solo ai residenti della Fondazione Molina, che è un patrimonio dei varesini. Consiglio Comunale a Varese verranno discusse alcune proposte di modifica al piano della sosta, tra queste l'abolizione del parcheggio gratuito per le auto ibride ed elettriche. Vediamo il servizio. Siamo in piazza Montegrappa, il cuore di Varese. Quelle che vedete sono le auto posteggiate negli stalli blu a pagamento, che peraltro qui è zona rossa, e la tariffa è di 2 euro all'ora, come potete vedere sul cartello. Ne parliamo perché giovedì andrà in Consiglio Comunale, verrà discussa una mozione del consigliere Boldetti che propone alcune modifiche al piano della sosta, e tra queste c'è la proposta di eliminare la sosta gratuita per i veicoli elettrici e ibridi. Vedete lì che è indicato infatti eccetto, cioè che sono gratuite le soste di questi veicoli. È una proposta che farà discutere sicuramente. Negli anni il numero dei veicoli ibridi ed elettrici è cresciuto e questo comporta due fattori: uno, una minore rotazione nei parcheggi, e il secondo, introiti minori per l'amministrazione comunale. Comunque sarà il tema discusso in Consiglio Comunale questa settimana. Giornata di esercitazioni per la Croce Rossa a Busto Arsizio e in Valle Olona. Ce ne parla Laura Defendi, le immagini sono di Domenico Ghiotto.
Oltre 100 i volontari e i 10 medici di base che hanno accolto la cittadinanza nell'esercitazione di prevenzione sociale ed educazione sanitaria che si è svolta nei 3 campi allestiti nei comuni di Busto Arsizio, Olgiatolona e Gorla Minore. L'iniziativa è stata organizzata per offrire ai cittadini, con particolare attenzione a coloro che faticano a rapportarsi con il sistema sanitario nazionale, la possibilità di fruire di consulti clinici con medici e infermieri presenti nei 3 campi base. Il tutto è stato coordinato dalla Croce Rossa Italiana, Comitato di Busto Arsizio, ma hanno partecipato all'iniziativa anche le protezioni civili di Busto Arsizio, Olgiatolona, Gorla Minore e Fagnano Lona, unitamente alla protezione civile degli Alpini di Varese e ai carabinieri in congedo della ANC di Castellanza. Il campo di Busto Arsizio è stato visitato anche dal sindaco Emanuele Antonelli, accompagnati dagli assessori Lo Schiavo, Reguzzoni, Artusa e dai consiglieri Rogora e Albani. Presente anche il vicecomandante della polizia locale Fossati e l'amministratore di Agesp Giovanni Iadonisi. Oggi alla Brunella la testimonianza di Don Maxim, vescovo ausiliario del Donbass, che ha ringraziato l'Italia per l'aiuto fornito all'Ucraina. Sentiamolo in questa intervista di Adriana Morlacchi, le immagini sono dell'agenzia Blitz. Siamo qui alla Brunella con il vescovo Maxim Ryabucha, sono il vescovo ausiliare dell'eparchia di Donetsk della Chiesa ucraina greco-cattolica in Ucraina. Sono il vescovo delle zone più difficili della guerra perché comprendono le regioni di Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Dnipro. In questi giorni sono in visita qui in Italia per i vari motivi, uno tra i quali parlare dell'Ucraina, perché una cosa è sentire le notizie, un'altra cosa è avere il rapporto con le persone in presenza, condividere la nostra esperienza, ma anche cercare di non perdere mai il senso di presenza, di amicizia e di stima, perché la guerra ci fa capire molto bene che la solitudine è l'arma ancora più grande rispetto ai stessi bombardamenti. Il sentirsi da soli è un problema che in realtà fa perdere tutte le forze. Abbiamo tanto bisogno che il mondo non si dimentichi dell'Ucraina, non si dimentichi della guerra, ma addirittura stando vicini e stando presenti aiutino a cercare le vie per fermare il male e per costruire una pace vera con la dignità e la libertà della vita umana come l'ha voluto Dio. A Varese questo pomeriggio è cominciato il Luna Park, primi giri di giostra e subito grande affollamento. Vediamo il servizio con le immagini di Matteo Canevari. È cominciata oggi la stagione del divertimento alla Ski Run. Siamo in Piazzale Roma e queste sono le attrazioni del Luna Park che terranno compagnia ai varesini per oltre un mese. L'inaugurazione è stata subito all'insegna dell'affollamento. Auto in coda in via Manchi per raggiungere le giostre. Sono 70 le attrazioni, tra cui 2 novità, Top Spin e Break Dance. Il Luna Park viene preso d'assalto soprattutto nei fine settimana. C'è da aspettarsi quindi una giornata caldissima anche domani. Tra l'altro le giostre stanno smentendo quest'anno il luogo comune che vorrebbe l'arrivo della pioggia contemporaneamente a quello in città del Luna Park. La siccità infatti sta sconfessando anche questa tradizione di primavera. Come detto, il successo del Luna Park ha come controindicazione il problema del traffico. Oggi c'è la polizia locale a gestire la viabilità. In caso di caos verrà chiusa la strada che dalla provinciale scende sul lungolago. E dalle giostre alle passerelle della moda, il 95% delle modelle che hanno sfilato a Milano per le collezioni della stagione autunno e inverno ha una taglia sotto la 40. Questo emerge da un'indagine condotta da Vogue Business che ha passato in rassegna anche le sfilate di Londra, Parigi e New York. L'inclusività del corpo, tema di cui si parla molto, non si è dunque ancora affermata nel mondo della moda. Maggiori approfondimenti nel servizio che verrà pubblicato in serata su prealpina.it. E ora la pagina sportiva partendo dal basket. Varese domani in campo contro Verona. L'obiettivo è quello di riprendere la corsa verso i playoff. Sentiamo il servizio di Giuseppe Sciascia.
L'Open Giommetti si affida alle sue certezze all'effetto Masnago per ripartire di slancio verso i playoff. Domani, domenica 26 marzo alle ore 20, nella gara che concluderà il programma della 23esima giornata, la truppa di Matt Brasi ospiterà la pericolante Tezenis Verona nel match che inaugura un ciclo di 7 partite consecutive contro squadre che i biancorossi avevano battuto nel girone d'andata. Verona domani, Reggio Emilia il sabato di Pasqua l'8 aprile e Scafati il 30 aprile. Varese sarà in qualche modo arbitra della lotta a salvezza, dovendo poi fare visita anche a Treviso e Trieste, squadre ancora coinvolte nella metà bassa della classifica. Gli unici scontri diretti ancora da giocare sono quelli con Brindisi 19 aprile e Venezia 23 aprile, per poi chiudere la stagione regolare il 7 maggio sul campo della Virtus Bologna. La Varese senza modifiche e senza alcuna novità riuscirà a ripetere le vittorie del girone d'andata contro le squadre pericolanti, finora la chiave del suo rendimento da playoff, battere squadre inferiori in classifica nonostante i cambi sul mercato. Domani sera Verona farà esordire Justin Simon, l'americano, che porterà a 6 il totale degli stranieri della Tezenis, cambiando format e aumentando la qualità a disposizione di Alessandro Ramagli. Per Varese il copione è sempre quello: correre più degli altri, segnare più degli altri, migliorare le percentuali nel tiro da 3, auspicando che chiaramente ci sia una reazione dopo quel meno 29 a Sassari che ha fatto preoccupare. Ogni tanto capita ad una squadra che gioca sempre con grande leggerezza mentale, ma è finora stata la sua grande forza. Nel calcio la Pro Patria sfida l'Albino Leffe, l'allenatore Vargas chiede massima concentrazione. Sentiamolo in questa intervista curata dalla redazione. Io voglio playoff come vogliono anche i giocatori, penso ai playoff, quindi siamo consapevoli che mancano 5 partite, sono 5 finali, se vogliamo fare qualcosa di importante, domani è la prima partita di queste 5 che mancano, quindi domani dobbiamo provare a fare il risultato perché sono 3 punti pesanti che possono determinare tanto per la stagione nostra. Una squadra che ha cambiato con il nuovo allenatore modo di giocare, hanno messo davanti giocatori importanti che possono determinare la partita in qualsiasi momento, come Coco e come Anconi. Vedremo domani come verranno a giocare. So che stanno passando un momento particolare, però sono squadre pericolose, con qualità e con esperienza, che ci possono mettere in difficoltà. Quindi se noi andiamo senza l'atteggiamento giusto, possiamo avere brutti momenti, brutte notizie. Quindi sono preparati bene e penso che possiamo fare una buona gara. Questa è l'ultima notizia, appuntamento col TG di domani alle ore 19.